Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Cambia? Se arriva altri? Ma no, sempre Loredana e Gianquel. Ah, Ma sì, dai, che se coccoli, ormai siamo amici. amici? Sì. Amici se altro. Bene, buono, insomma così, eh? Ah, ecco te. Come sei? Ma sì, buono, dai, c'è bene. Ah, ma... Ero dietro a bacillare un bicchio in cucina. Ah, Ho prontato le zucchette in tecchia e un per di uovi duri. ma Marisa, scusa. Dimmi. Ma cosa parli in lingua? Ara che Brian non sei? Ah, orca, forza dell'abitudine. Sì, ma non c'è. Lo capì, ma sa, sto picciolo è più qua che coi genitori. Ma sì, boh, ma ormai siamo abituati. Sì, c'è sempre un piacere averlo qua. Ah, beh, con tutte le cioccolate che fa. Sei un poco timido. Un poco? Ma sì, ma adesso che non c'è, se senti la mancanza. Ah, sì, guarda, c'è un troppo silenzio. Ma scusa, dove sei andato? Se andai in gita con la scuola, Ah. ma non mi ricordo dove, da qualche parte qua in Furlania. Ah, ma allora sarà andato sicuro a Cividale o Aquileia. No, non lo so, sa, mi pare più su, tipo Sauris. Che buono. Cosa? Beh, parsuto. Ah, sempre le robe da mangiarte, pensiti. Beh, ma se te me parli di Sauris... Ma c'è anche altre robe, Sauris. Ah, sì? E cosa? Ecco, visto? Boh, ma che se fatti la gita, che se diverti con i suoi compagni... via. Ah sì, e che magari porti come souvenir un poco di parsuto. Ah, magari, potessi. Sì, basta che non torni che parla con l'accento furlan. Ma chi, scusa? Brian. E cosa vuoi che parli? Sì, beh. Te ha paura che facci in furlan? E dall'altra parte... Sì, ma non è possibile, mi non posso più star chiuso a casa. Cosa? Proprio te te dici? Sì, Ti che una volta ti eri sempre barricato qua dentro. boh, ma adesso si bella la stagione. Ma cosa mai? Se l'ha fatto 3 anni davanti al computer? Boh, ma non posso neanche portare fuori Dina. Va bene, dai, ma la stavo portando meno. Non sai che la mori. Ma te l'aveva portata prima? Sì, Dove? ma nel parchetto qua vicino. Ah, e l'ha fatto pipì? Sì. Quante volte? Boh, non so, non ho contato quante volte che la pissava. E cacche? L'ha fatto? Sì, sì. E come gli era? Gli era dure? Molle? Che colore aveva? Ma non so, non può analizzare a me. Cioè, grumma e lo butta via. Ma dove te l'ha buttato? Nel scovazzone che era là. Là nel parchetto? Sì. Ecco, te che ha sbagliato. Se te giravi là dell'incrocio, il bidone era più vicino e più svuoto del solito. Ma sì, boh, ma cosa cambia? Scovazzo e scovazzo. E Pucci? Lo avevi incontrato? Pucci? Sì. Boh, Pucci lo incontriamo sempre al parchetto. A che ora te sono andata? non so, sarà stare alle 4. No, al parchetto te dovevi andare alle 3:15. Ah. 3:50 al massimo. Ma perché? Quella è l'ora in cui c'è anche Pucci, che ha Dina che sta assai coccolo e gioca sempre insieme. Sì, boh, ma non sapevo. Ma sei importante. Sì. Speriamo che si vedi domani, mi raccomando. Sì, boh, vedrò di essere più puntuale. Ecco, brava. Ma andando al parchetto, se passate davanti al bar? Orca, ma non so, che bar? Quel che sei sul canton? Sì, quel bar dove che sei la signora coccola, che ogni volta che dà un biscottino a Dina. Ah. Sì, amore, è vero che ti piace quei biscottini? Vela. Allora la prossima volta andrò anche là del bar. Sì, sono importanti queste robe per Dina. Sì, ma c'è un lavoro a portarla fuori, sa. Non sei un lavoro, sono un piacere. Sì. Bisogna fare attenzione a certe robe. Beh, ma Tite sono un professionista. Ma se tutto per amor per Dina. Sì, solo per ella però. Spero che mi passi presto sta caviglia. Così potrò tornarmi fuori con Dina. Speriamo proprio.
era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Orca, cosa è successo adesso? Ma se la sigla, se finì la puntata. Ma quindi finissi tutto? Ma no, dai, Giangiulio, è la puntata.